protagonisti del mio romanzo sono due portieri, uno d'albergo e uno di calcio, e hanno questo rapporto diametralmente opposto davanti a una porta. Il portiere d'albergo spera sempre che qualcuno si avvicini, mentre il portiere di calcio ovviamente non vuole mai vedere nessuno. È una cosa che mi è venuta in mente da un'intervista di Buffon, che ha detto: quando vinciamo 4-0 io sono felicissimo, non voglio mai vedere nessuno che si avvicina a quella porta. Però la porta è anche una metafora un po' della vita, no? Quando la trovi socchiusa c'è chi guarda dentro, e quello sono io, e chi la chiude o chi la spalanca. Il cinema sempre influenza la creatività, credo, delle persone. Io avevo in mente questo portiere di Pretty Woman, che in realtà è il direttore d'albergo, quello che insegna a Julia Roberts a usare le posate, e me lo ero immaginato nella vita privata come una persona un po' goffa, che era padrone del suo mondo, dell'hotel, ma che poi fuori non sapesse relazionarsi alle persone. E da qui è nata l'idea di costruire un personaggio e fare vedere quel personaggio lì fuori dall'albergo. Nei miei personaggi c'è sempre un po' della mia vita personale, perché ovviamente è la fonte a cui io posso attingere di più, ma a volte ci sono anche i miei vicini di casa, oppure le persone a cui voglio bene, o le persone che io vorrei essere a volte. Per cui mi piace sempre mischiare, no? La vita narrata nei romanzi deve essere sempre un mix di quello che vorresti essere, di quello che sei stato e di quello che vedi intorno a te. Bolasco Legge è una sorpresa meravigliosa, perché siamo dentro un parco che è magico, dove veramente che vorrei avere tutti i giorni per un quarto d'ora per farmi una passeggiata e vedere se mi viene in mente una buona idea. Sicuramente mi viene.